Two is Mac One, 2 al prezzo di uno, ma la carta d'identità è per l'ospite principale dei due che abbiamo in studio in questo momento. Andiamo subito a dare uno sguardo, caro Presidente, è pronto? Sì, perché questo personaggio lei lo conosce da tantissimi anni a questa parte, ma anche lo sport in Sardegna. Sì. Nome: Gianfranco. Cognome: Fara. Data di nascita: 1 luglio 1937. E se li porta da Dio, posso aggiungere. Professione: residente CONI Sardegna. Segni particolari: variopinte, sì, soprattutto sempre, in certe è sempre stato l'uomo dei colori. Buongiorno so. a Gianfranco Buongiorno, Fara, ben trovato, buongiorno caro a Gianfranco. Stefano Esu, che è il segretario Stefano, regionale per quanto riguarda il CONI. Quindi il CONI in Sardegna, io credo che prima che venisse inventato era già presidente Gianfranco, giusto? Il destino della storia. Quanti anni sono che sei presidente del CONI? Dal 1998. Insomma, allora è un bel po' di tempo. Sono già vecchio. Ormai con questa legislatura però chiudiamo il rapporto con i regionali. Vuoi fare come Napolitano? Vuoi andare avanti? No. Magari che tanto ti chiederanno di rimanere fino al 2015, fino al 2016. Già in questa legislatura che stiamo affrontando in questo momento non volevo candidarmi, poi sono stato un pochino pressato da molti amici miei, mi sono impegnato. Per acclamazione, io sono informato. Ma non direi proprio per acclamazione. Io so che tanta gente era angosciata se tu non andassi via. Questo anche è vero. Questo è vero. Allora Stefano, tu da quanto tempo invece lavori in coppia con Gianfranco? Dal 98 anche tu? Allora, io sono entrato al CONI con il presidente. Ah, ok. Quindi è una vita la vostra che è iniziata insieme? Assolutamente. Professionalmente parlando, dal 98 chiaramente. al CONI. Allora, mi dici subito qual è la cosa, il pregio di Gianfranco, il miglior pregio, se ne ha almeno ne ha uno? Tanti, ma almeno uno da segnalare? Ne ha tanti pregi, forse la sua più grande dote è la diplomazia. È una persona molto diplomatica. Riesce a mettere d'accordo tutti. Riesce a mettere d'accordo tutti. E normalmente quando non riesce a mettere d'accordo ha l'ultima parola che comunque e quindi mette d'accordo lo stesso, cioè nel senso decido io, basta, arrivederci e grazie. È un difetto, adesso deve arrivare la parte dolente, è un difetto? Un difetto ho difficoltà a trovarglielo, veramente. Ho difficoltà fino a quando sei in carica, almeno ancora un anno, quindi è giusto che tu non dica altro fino alla fine di quest'anno. No, però lavorare a stretto contatto con un collaboratore vuol dire poi stabilire in tanti anni un rapporto di fiducia e di amicizia importante. Non c'è dubbio, i rapporti sono completamente diversi, cioè presiedere un CONI e gestire un CONI non è una cosa molto, diciamo così, non è neanche simpatica, perché ormai è diventato un lavoro. Però sono difficili i compiti. Uno è la parte politica, sportiva, e l'altro è la parte burocratica e amministrativa, che lui insomma gestisce per quanto riguarda. Vi devo chiedere una cosa, perché sto guardando l'inquadratura. Vi posso chiedere se vi spostate un po' tutti e due di qua, perché sennò sembra che stiate parlando con la telecamera che vi guarda da un'altra parte. Così è molto meglio. L'inquadratura quando vi prenderà vi darà modo di essere un po' più dritti a casa. Se no l'inquadratura della casa era voi di taglio e mi piaceva meno. Eccoci qua. Allora, no, grazie innanzitutto. Che cos'è un CONI? Perché magari qualcuno dice: cosa fanno al CONI? Allora, il CONI insomma è la federazione delle federazioni sportive. In buona sostanza, cioè le 45 federazioni, i lì. 15 enti di promozione sportiva, le discipline associate fanno parte tutte di questa famiglia del CONI, e naturalmente il CONI deve cercare di trovare una sintesi per quanto concerne lo sport all'interno della nostra regione. Senti, io voglio farti una domanda, allargo il compasso delle mie riflessioni. In questi ultimi anni mi devi spiegare, caro Franco, come questi contrasti drammatici che ci sono stati al vertice. Perché queste rotture quasi clamorose? Quando il CONI deve unire, amalgamare, perché l'obiettivo è lo sport. No, non ci sono stati dei contrasti drammatici, c'erano due componenti che si sono un po' confrontate. C'è diversa strategia. No, una era guidata da Petrucci e dal vecchio segretario generale, e l'altra da Malagò. Naturalmente la campagna elettorale l'hanno fatta tutte e due le componenti molto garbatamente, molto candidamente, e direi anche trasparente. Quando poi era molto diplomatico. No, la verità, sto dicendo la verità. La convinzione da parte del gruppo di Petrucci, che era capitanato dal segretario generale Pagnozzi. Io ho sempre fatto, lo posso dire, una confessione. Io sono stato un grande stimatore di Petrucci.
ve lo dico il mio pensiero. Sono stato? Grande stimatore di Petrucci. Erano convinti dalla risposta Gianfranco di aver vinto, Non era d'accordo. erano convinti di aver vinto Sì. le elezioni prima di farle. Probabilmente Tant'è no, anche perché ha operato bene a parer Tant'è mio nella vero che storia, la sera prima c'è stato un incontro Sì. con tutti quelli che avrebbero dovuto caldeggiare la candidatura e votare anche la candidatura del gruppo di Petrucci, da una parte e dall'altra quelli di Malagò. Quelli di Petrucci erano, diciamo così, in grande abbondanza, gli altri erano molto pochi. Poi l'indomani mattina siamo andati a votare e naturalmente ha vinto. Ho visto la Malagò sorpresa. con 5 voti di, come si chiama, di differenza. Sì, di Io sono sincero, io non ho votato per Malagò. Ma davvero? No, io non ho votato, né io né Binaghi e tanti altri non hanno votato. Perché? Mi hanno chiesto, ma perché non hai votato per Malagò? Era la figura nuova, l'uomo emergente, Sì, eccetera, sì, eccetera. esatto. Beh, io conoscevo molto bene Pagnozzi, sapevo quanto era valido, quanto era capace e naturalmente quanto era inserito nel contesto mondiale. capito. E quindi ho votato. Però poi non è che io non abbia apprezzato e non apprezzi la politica di Malagò. Infatti io sono uno degli amici di Malagò. Contrariamente a quanto può pensare la gente, Malagò non è uno che le cose le fa all'insegna dell'improvvisazione, valuta anche le persone. Sì, E ha l'ho sentito valutato in che televisione, mi ha queste persone che impressionato non l'avevano votato c'erano ultimamente, anche sì, di grandi mi ha capacità. impressionato Quindi molto. Binaghi è quello che ha organizzato Sì. l'Internazionale d'Italia assieme al CONIService con Malagò. Lo speaker ufficiale era Matteo. Infatti hanno fatto un l'Internazionale attivo d'Italia di no, 7 nella milioni di finale della euro. Fed Cup sì, da mettere bene i punti. L'Internazionale d'Italia sono a Roma, presidente. No, a Roma, Sì. l'Internazionale d'Italia. Loro hanno incassato pulito 7 milioni di euro. Beh, ma attenzione, allora qui entriamo in un territorio che io conosco molto bene, cioè il tennis. Esatto, Il tennis è da sempre uno sport che incassa un sacco di soldi a livello internazionale. È chiaro che se tu organizzi Perfetto. un'Internazionale d'Italia ancor più con tutto quello che sono le energie profuse in questi anni, il grandissimo lavoro di Sergio Palmieri, il grandissimo lavoro di Binaghi, del presidente Binaghi, che da parecchi anni, da quando si è insediato come presidente della FIT, il tennis italiano ha veramente fatto dei risultati straordinari ed è l'opera ovviamente dei tecnici, ma anche del presidente che sa amministrare e giostrare un po' tutta la macchina organizzativa. Io ho avuto modo di avere a che fare con loro quando è stata fatta poi qui a Cagliari la finale di Fed Cup, che è vinta dalle donne appunto per la quinta volta. E la macchina organizzativa è estremamente oleata. Bravissimi. E hanno una Perfetto. capacità di Perfetto, lavorare È verissimo. sul concreto risultati si proprio, vedono. sul concreto. Quindi io che sono un appassionato di tennis, un giocatore che ha smesso tanti anni fa ma che ha fatto il giocatore, Quasi posso professionista. capire e sapere perfettamente le motivazioni, cioè l'entusiasmo è il primo dei motivi per i quali il presidente Binaghi è riuscito a far arrivare l'Italia a raggiungere tutti questi successi, e l'entusiasmo molto spesso è molto più importante di tutte le altre voci da mettere in Ma fila. io non sono un campanilista. E lo però dico anche per fare un riferimento a questa avventura che stiamo vivendo con i due di Via Ventura all'interno di Sanremo. Allora, io l'entusiasmo. non sono un campanilista, però conosco tutti i presidenti delle federazioni nazionali e se dovessi fare una graduatoria io Binaghi lo metterei al numero 1. sì? Lo metterei perché è il migliore in assoluto, ma non lo dice Gianfranco Fara perché è amico di Binaghi, perché è sardo, no, perché infatti. realtà è questa, gli altri presidenti sono tutti al seguito, negli interventi nei consigli nazionali del CONI, quelli di Binaghi sono i più apprezzati perché sono di qualità, sempre molto mirati, e poi non è uno che va sempre contro, diciamo così, quelli che sono le cose belle, le promuove, le caldeggia, le altre come tutti noi le critichiamo. Senti, però adesso sono le 8:43 e c'è la pubblicità che sta per arrivare, però ti faccio questa domanda prima e poi la approfondiamo dopo. Il tennis è uno sport importante tennis, a livello internazionale. calcio, sì, sono tutti quegli sport che hanno una visibilità pallavolo, importante, atletica perché leggera, certo. Però io ho avuto ospite qualche giorno fa Alessandro Carcangiu, campione del mondo di karate, con il babbo che si chiama Giorgio, no? Ho avuto Maria Laura Orru, se non ricordo male, campionessa del mondo di pattinaggio, Una volta, lo è stata una nel volta. 2005. Certo. Una volta, 10 anni fa, poverina, lasciali almeno ancora, No, a distanza di 10 anni cioè, quasi. perché ne abbiamo anche lasciali attuali. godere. No, però dico, tutti questi atleti di sport minori che hanno meno visibilità si fanno un mazzo così, e però alla fine non c'è grande promozione e grande palco, platea per applaudirli, o addirittura non c'è neanche tanta possibilità di viverci con quegli sport, perché sappiamo perfettamente che col pattinaggio, anche se diventi campione del mondo, col karate o karate che dir si voglia, non ci vivi.
quando torniamo mi dici quanta altra eccellenza in Sardegna c'è che fa parte del sottobosco degli sport che appunto nell'isola vengono praticati. Torniamo tra poco, ti lascio con questa domanda così potrai riflettere bene al ritorno, e poi quando torneremo avremo anche la nostra amica Valeria Lai dalla Camera di Commercio di Nuoro per quanto riguarda la primavera. Questa settimana si va a Il Bono. State con noi, a tra poco. Sì. Eccoci qua pronti a proseguire questa puntata di venerdì che è il 13 di giugno e al telefono Valeria Lai appunto dalla Camera di Commercio di Nuoro. Tra poco, tra qualche istante la recupereremo. Allora, come ce l'abbiamo, ci fate cenno dalla regia e con piacere parleremo della primavera a Il Bono. Allora riprendiamo il viaggio dalla domanda che ti avevo fatto poco fa, quella degli sport minori che hanno magari eccellenze tra gli atleti, quindi campioni del mondo, ma fanno fatica a mantenersi in qualche modo. Ma fanno fatica per il semplice fatto che l'audience non la do né io e nella federazione, e la dà un po' il pubblico fa le scelte. E quindi poi conseguentemente gli investitori, gli sponsor. Mediaticamente voi vedete il calcio, vedete la pallacanestro, vedete il tennis, vedete il ciclismo. Ecco. Quando viene fuori campione come Agro e compagnia bella, vedete l'atletica leggera con che belle ragazze, eccetera, eccetera. Diversamente ragazzi, non è che ci sia molto spazio. Fra l'altro non sono neanche opportunità di lavoro all'interno della Sardegna. Guarda, per quanto riguarda eventuali figure nel general manager e quant'altro, qualche ragazzo ha chiesto a noi, è andato a fare un corso a Venezia alla Ca' Foscari, è stato promosso. Un corso che è stato finanziato fra le altre cose quel grosso industriale Benetton. Sì. Tutti hanno avuto un posto di lavoro. Il corso successivo dove ha partecipato quello nostro non c'era più spazio, quindi come vedete molte volte ci sono questi ragazzi di piccole discipline che fanno anche sacrifici per andare fuori, però le possibilità sono sempre limitate un po'. Bisogna essere nel posto giusto, nel momento giusto. Andiamo al telefono, aspetti, poi dopo fa sta domanda. Mazza, ma ragazzi, lo volete al CONI questo qua? Lo lasciamo? Sono stagionato. No, beh, guardi, non è così stagionato. Io ho ottimi rapporti con sono un estimatore, tra l'altro. Ma ci mancherebbe, io ve lo cedo e voi mi date qualcun'altra magari donna, sarebbe anche non ne avete donne? No. Vabbè, allora prendo Stefano. Attaccati al trappo. Attaccati al trappo. Sono incedibili. Una donna ce l'abbiamo al telefono, Valeria Lai. Buongiorno Valeria. Buongiorno a tutti. Allora, bentornata per parlare di primavera a Il Bono questo fine settimana, perché è lì che ci si sposta con l'attenzione, giusto? Assolutamente sì, siamo nella provincia dell'Ogliastra, iniziamo sabato pomeriggio. Alcune informazioni e curiosità. Un percorso itinerante ci permetterà di visitare, di seguire anzi gli antichi mestieri della zona, proprio a osservare gli artigiani intenti nell'antico mestiere dell'intaglio oppure nella produzione dei distillati dei prodotti oleari. Ma cultura e arte si potranno ammirare, assaporare in tutto il pomeriggio, sia di sabato che di domenica, perché domenica avremo un'altra giornata itinerario nell'arte e nella storia produttiva ilbonese, dal centro storico con l'esposizione dei lavoratori dei prodotti artigiani. Ovviamente non potrà mancare in questi 2 giorni la degustazione dei prodotti tipici, la partecipazione ad iniziative folcloristiche e intrattenimenti musicali. In tutto ciò segnaliamo anche la possibilità di visitare attraverso proprio una visita guidata il sito nuragico di Scerì. Quindi insomma anche questa settimana, anche in primavera, in questo caso nell'Ogliastra, abbiamo un connubio di cultura, tradizioni, arte, ma anche buon cibo e buone tradizioni, assolutamente per assaporare il cuore della Sardegna. Una domanda sola veloce, sì. Valeria, fino a quando vanno avanti i weekend legati alla primavera nel Marghine, Ogliastra e Baronia? Concluderemo il 28-29 giugno alla Nusei, quindi abbiamo ancora 4 appuntamenti interessanti. Era qui che volevo arrivare. Allora dovete cambiare il titolo, dovete fare estate nel Marghine, Ogliastra e Baronia. Perché c'è primavera. Perché appunto la primavera la scavallate. Va bene, era solo assolutamente sì, era una battuta. Infatti la Sardegna si prepara anche all'estate, però noi continuiamo con il nostro cuore della Sardegna a raccontarle insieme a voi. Grazie per il momento, ci sentiamo fra 7 giorni. Grazie a voi, buona giornata. Ciao, buon lavoro Valeria. Buon lavoro. Ciao. La domanda la faccia. Una domanda molto importante per quanto concerne. Non faccia il 6 ore di ciclismo. preambolo, Questo faccia la è vero, domanda. sì. Non faccio il politico. Allora, come tu sai, negli anni 50, 60 e anche 70 in Sardegna era molto diffuso il ciclismo. Io mi ricordo la Sassari Cagliari, il Grande Campioni, i giri in Sardegna, dilettanti. Un Mameli che porta il suo Gino Mameli, Gino Mameli, che ha organizzato questo sport una valanga così di diffusissimo, di colpo è sparito.
Adesso c'è Aru che ha nuovamente ridato linfa, passione. Come mai all'Italia intera? All'Italia intera. Come mai, ecco, tu che sei interprete storico delle dinamiche agonistiche sarde, la domanda deve essere più corta della risposta. Se fa una domanda di 6 giorni, lentamente, inesorabilmente perché è sparito è il al ciclismo. declino. Fine. Ma sono le 8:51, non c'è più però, tempo. Matteo, basta, via, chiudo il microfono. Non è che sia sparito il ciclismo in Sardegna. Il ciclismo, diciamo così, è molto, la federazione è molto frequentata, ha tanti iscritti, c'è un bravissimo presidente, Salvatore Meloni, che è uno che lavora moltissimo e che fra l'altro fa, diciamo così, una grande diffusione sul territorio. Purtroppo non ci sono dei campioni. Adesso è venuto fuori Aru, è uno sardo, ha iniziato qua in Sardegna, faceva la mountain bike. Ma non vive qui in Sardegna però. No, lui ha iniziato qua. Sì, ha iniziato qui ma vive fuori, cioè nel senso, la sua carriera l'ha sviluppata è andato fuori, ha trovato l'opportunità di crescere, di migliorare, e Aru è diventato uno dei più bravi ciclisti, però non è così, perché il ciclismo è molto partecipato e molto frequentato. Purtroppo campioni non ne nascono, ecco, questa è la realtà, perché ci vogliono anche soldi per creare queste comunità. Io ho raccontato per radio la Cagliari Seui più di una volta ed era una classica, anche Chiappucci partecipò a quella, e poi quella gara. parlate della Cagliari Sassari, e poi parlate del Giro d'Italia, poi parlate del Giro della Sardegna, e questo rientra in un contesto di manifestazioni di un certo livello. Il più delle volte queste manifestazioni venivano finanziate dalla regione con il comma 4 della legge 17, dove c'era 1 milione di euro a disposizione per tutto lo sport in Sardegna. No, c'è ancora, non l'hanno cassata, c'è ancora, solo che per il 2014 ancora non hanno stabilito le risorse da mettere a disposizione del mondo sportivo. La giunta che ha preceduto questa aveva deliberato, anzi il Consiglio, 6 milioni di euro, ci saranno i 6 milioni di euro, naturalmente non sono sufficienti per le trasferte, per quanto concerne tutto il movimento sportivo sardo. Dicevo poc'anzi, da quelle risorse si attingeva per le grosse manifestazioni. Non erano sufficienti per poterlo organizzare, per cui hanno lasciato un po' in stand-by la questione. Però il movimento si è interessato, il movimento ha premuto, però purtroppo hanno fatto altre scelte. Poi si lamentano tutti per Sardegna Promozione, che hanno messo a disposizione le risorse per quanto riguarda la Dinamo, eccetera eccetera. Ma io non è che sia uno di quelli che abbia un po' penalizzato gli interventi della regione. Io sono contento quando mettono soldi a disposizione del mondo sportivo, da qualsiasi parte vengano. Tutto quello che gira in giro, appunto, stavo dicendo, hai anticipato tu, in questo periodo è catalizzato come sport a livello altissimo, appunto, anche dalla richiesta della Dinamo, che ha dato alla Sardegna modo di tornare a essere grande. Il Cagliari è la prima voce, ovviamente. Che ha vinto lo scudetto, il tennis tavolo che ha vinto lo scudetto da poco. Esatto, ci sono tante realtà. Cioè, lo sport in Sardegna devo dire, pieno di grandi realtà che non vengono a volte, appunto, ma non c'è dubbio nominate, e quindi anche sull'atletica leggera adesso stiamo guardando delle immagini, ma stiamo guardando delle immagini di sport in generale. Insomma, c'è un fermento che continua ad operare. Noi dobbiamo fare i conti con quella che è la realtà. Quanti abitanti fa la Sardegna? 1.700.000. Ecco, quanti sono quelli che fanno sport? 200.000, 300.000 tra federazioni, enti e quant'altro. Noi dobbiamo lavorare su quel bacino. È chiaro che viene più facile alla Lombardia, viene più facile al Veneto, viene più facile all'Emilia Romagna, tirare fuori i campioni, che alla Sardegna. Però nella nostra piccola realtà noi abbiamo tante di quelle belle figure che ci rappresentano a livello internazionale. Vediamo Cappai nel pugilato, Maggetti che ha vinto il titolo mondiale per quanto riguarda il problema del windsurf, Lansicora che ha vinto il titolo italiano di hockey su prato e quest'anno si è classificato seconda, la finale scudetto che ha fatto la due sarde, Norvello e quarto. Abbiamo avuto Simone Carruccio. La più bella promessa è il giocatore migliore che c'è in Italia nel tennis tavolo, è uno sardo. Voi non sapete, Carlo Rossi, un ragazzino che ha 11 anni, ha battuto tutti, persino campioni ci ha fermati. Quindi, come vedete, queste cose vengono fuori. Poi non parliamo cosa può fare il CONI per stare vicino a queste realtà? O cosa fa il CONI per queste realtà? Ma allora il CONI non è che incida direttamente per quanto riguarda, è la federazione di appartenenza che incide sulla realtà del ragazzo, però noi supportiamo tutti questi. C'è la supervisione. Poi non dimentichiamoci che la regione è una buona mamma da cui un po' tutti abbiamo attinto le risorse. Se le risorse ci sono, lo sport cresce, se le risorse ci sono, lo sport rimane. Però ragazzi, sport, cultura, turismo,
servizi sociali, pubblica istruzione, queste sono le realtà che dobbiamo un pochettino coltivare se vogliamo arrivare da qualche parte. Perché non tutto è commercio, non tutto è industria, ci sono anche queste realtà che devono essere, non possiamo morire ignoranti nelle cose. Io adesso sono reduce da 3 giorni passati a Roma per i 100 anni del CONI, ma voi dovete vedere che fermento, che entusiasmo, che gravita intorno a tutto questo movimento qua. Ecco, perché dobbiamo rimanere fuori? Noi siamo tagliati fuori perché la nostra è un'isola e quindi paghiamo questo gap dei trasporti, eccetera. Però ecco, la Regione grazie a questo ci mette in condizione di partecipare e allora diamo quello che è il nostro contributo e diamo anche opportunità che la Sardegna possa emergere anche al di fuori del contesto regionale. Nel momento in cui stavi parlando di tutte queste realtà abbiamo visto un bel po' di sport passare in rassegna, dall'atletica al tennis alla pallamano, esatto, immagini i giochi dell'isola che appunto davano un panorama generale di tutto quello che voi parlate di pallamano. In Sardegna. La pallamano ha avuto la promo gest di quarto nel campionato italiano di A1. La Sardegna non l'ha mai avuta, è riuscita a salvarsi l'anno scorso. Pallanuoto quella. Pallanuoto, scusate, è riuscita a salvarsi l'anno scorso ed è retrocessa. Ma perché è retrocessa? Perché ha dovuto rivedere il contesto economico. Insomma, è tutta una questione è legata di anche soldi. A un campione, non tutta soldi, non è tutta soldi, però un campione, cioè Diner o Diner, come si chiamano i grandi giocatori che hanno, perché sono venuti qua a giocare? Perché gli hanno dato qualche soldo, altrimenti sarebbero andati. Certo. Però hanno rappresentato. Ma noi eravamo su tutti i giornali, su tutte le televisioni. Quanto avrebbero speso per pubblicizzare avvenimenti di questo genere? Oppure l'automobilismo, la vela. La Sardegna è in queste cose primeggia, ecco, questo è quello che dico. Anche l'appuntamento del rally di qualche giorno fa è stato un grande richiamo, no? Per lo sport dei motori in Sardegna. Anche lì potremmo aprire una grande finestra perché c'è tanto da dire, ci sarebbe tanto da dire. Non abbiamo più il tempo per farlo però perché i minuti passano veloci, sono quasi le 9 e questa mezz'oretta è volata, ma sapevo che sarebbe andata così con un uomo come Gianfranco Fara. Di grande carisma, questo io ho sempre apprezzato. Ma è vero, la verità, questa è una ruffianata. No, perché ci conosciamo dal 2005, perlomeno per quanto mi riguarda. Però vedi, abbiamo parlato di campioni, abbiamo parlato di ragazzi che emergono e noi CONI regionale e tutte le federazioni e gli enti sportivi ci troveremo il giorno 16, cioè lunedì alle 4 all'Università di Cagliari, all'Aula Magna, e premieremo tutti i campioni sardi che sono distinti questa. Più ci saranno delle belle figure come Mario Baroli, come Peppino Tanti e come Stefano Biancareddu che hanno rappresentato le varie pugilato, tennis tavolo e Mario Baroli diciamo così, il decano dei presidenti dei CONI in Sardegna, li premieremo in questa circostanza. Quindi noi daremo un messaggio molto positivo. Presidentissimo, in bocca al lupo, lì ha tanta energia. Grazie a Gianfranco Fara, Stefano Esu, rappresentanti ovviamente del CONI, massimi rappresentanti, e spero di ritrovarvi presto. Grazie ancora, vi lasciamo ai due dell'abitacolo e poi subito dopo non andate via, mille un gusto. Giorgio Borrelli ci racconta un po' della nostra cucina sarda.